Uno 0-0 che ha molto da recriminare per il Castrum Favara al Gaeta di Enna, una partita importante per la posizione delle due società in classifica. Enna un punto avanti, ma ricordando che Castrum Favara ha ancora una partita in meno da recuperare con il Regina. Sul campo le due squadre si sono un po' equivalse, ma dobbiamo dire che sicuramente dalla metà del secondo tempo il Favara ha giocato meglio, è stata più incisiva, è andata più in avanti, ha preso un palo con Baglione e poi anche con Amore all'ultimo ha sprecato un'occasione importantissima. Ma sentiamo a fine gara quali sono i commenti dei protagonisti. Mister, direi di partire dagli ultimi 10 minuti, il palo di Baglione e il gol quasi fatto di Amore, e questo è il tema della gara. No, io parlo di una partita importante, una partita contro un avversario che ci precede, un avversario difficile, sa giocare, ha giocatori importanti, ma noi ci siamo fatti rispettare. Credo che abbiamo avuto una grande tenuta in un campo pesante per noi, in un campo in erba naturale. Alla lunga pensavo che qualcosa si mollasse, però questi ragazzi non mollano mai e credo che un risultato importante in un campo difficile. Continuiamo la nostra marcia, dopo la pausa c'è sempre un punto interrogativo sulla prestazione, sulla tenuta anche psicologica, ma i ragazzi sotto questo aspetto danno ampie garanzie. Ringraziamo la società che è venuta con noi a sostenerci, sapeva che era un momento delicato. Ringraziamo i ragazzi della Curva come sempre ogni domenica che ci vengono a sostenere e tutti i tifosi che sono venuti qui a tifare per questi ragazzi e soprattutto per il Favara Calcio. Una ripartenza nel girone di ritorno sotto buoni auspici, quindi. No, ma io sono contento, hanno lavorato intensamente in questi giorni. Devo ringraziare i ragazzi perché ci sono 3 che hanno giocato con la febbre, 2 sono andati in panchina, però non hanno tirato la gamba dietro. Credo che questo è un aspetto per me essenziale, importante, per il gruppo essenziale, perché i giocatori si sono messi a disposizione del gruppo, anche se sapevamo che qualcuno magari alla lunga poteva perdere qualcosa, però credo che è un risultato importante in un campo difficile e adesso prepariamo queste 3 partite consecutive che abbiamo la prossima settimana con più consapevolezza, perché ripartire non è facile per nessuno. Certo, è importante in casa la Cireale, il recupero con il Regina e poi la trasferta del derby. Sì, però come diceva mio padre, che buonanima di mio padre, diceva che la scala si sale gradino dopo gradino, una alla volta, come abbiamo fatto oggi con l'Enna. Ora prepariamo la partita con la Cireale, che è una partita difficile, una squadra che è stata costruita nuovamente ma con giocatori importantissimi, e poi penseremo alla Regina e poi penseremo all'Agregas. In questo momento noi dobbiamo ora riposarci, martedì ripartiamo e prepariamo la partita con la Cireale, che è un altro scontro diretto che vorremmo portare a casa. Diciamo che alla fine stavamo rischiando di vincere la partita, perché nel secondo tempo abbiamo avuto 2-3 occasioni importanti. Era anche vero che nel primo tempo anche loro hanno avuto qualche occasione, quindi io direi che il pareggio è giusto. Un pareggio bello, un campionato che riprende, il girone di ritorno si dice sempre che è un'altra cosa. Assolutamente, perché le squadre si sono rinforzate, come noi in effetti, e oggi anche se mancava qualcuno non si è notato, quindi io credo che il campionato si porterà avanti così fino alla fine. Beh sì, si esce con il rammarico, perché comunque è una partita che potevamo portare a casa. Abbiamo avuto un paio di occasioni alla fine, il palo di Sandro e il tiro di Jordan. Abbiamo fatto quello che potevamo, dispiace non aver portato tutta la posta in palio, però è un buon punto, comunque un campo difficile qua a Enna, e comunque la classifica si muove punto dopo punto. Adesso pensiamo già a domenica che c'è un altro scontro diretto. Sandro, trema ancora quel palo? Sì, purtroppo sì, ho preso il palo, però dai, tutto sommato il risultato credo che sia giusto per quello che è stato l'arco di tutta la partita. Primo tempo più di marca ennese, però dopo il 70° c'è stata solo la Castrum in campo.
Sì, sì, sappiamo che comunque riprendere non è facile e penso che dopo i primi 10-15 minuti il campo un po' pesante, penso che poi il secondo tempo siamo usciti fuori e abbiamo creato più occasioni. Partire comunque il giorno di ritorno portando a casa un prezioso pareggio qua da Enna sembra importante. Assolutamente, assolutamente, manteniamo la striscia positiva, sappiamo che per fare gol dobbiamo fare di più tutti quanti, quindi io come dico sempre la migliore medicina è il lavoro, sappiamo che dobbiamo lavorare, continuare a migliorare, a lavorare sempre di più per cercare quelle che sono le soluzioni migliori tra di noi.